Teatro Trianon Viviani di Napoli rende omaggio a Titina De Filippo, la Magnifica. Ce ne parla Antonella Fracchiolla. Allora, simile a un proiettile, mi sono lanciata e adesso non mi ferma più nessuno. È stata la più grande famiglia teatrale del Novecento. Edoardo Scarpetta e i suoi eredi hanno avuto un ruolo di primo piano nel panorama culturale del secolo scorso e quell'eredità è ancora viva e vitale. Ed è infatti l'eredità Scarpetta, il titolo della rassegna che al Teatro Trianon Viviani a Napoli è dedicata a quella famiglia ad alto tasso di genialità. Titina la Magnifica è lo spettacolo di Domenico Ingenito e Francesco Saponaro, liberamente ispirato alla biografia Titina De Filippo, Vita di una donna di teatro, scritta dal figlio Augusto Carloni. In scena Antonella Stefanucci ed Edoardo Sorgente, che interpreta tutti gli altri personaggi maschili e femminili, regia di Francesco Saponaro. Riflettori sull'immenso talento teatrale di Titina, ma anche sulle sue vicende personali e familiari dall'infanzia fino al termine della sua parabola artistica ed esistenziale, con le figure più determinanti in questo percorso, dal padre Edoardo Scarpetta ai fratelli Edoardo e Peppino, al marito Pietro Carloni e agli indimenticabili duetti con Totò. La rassegna, patrocinata dalla Fondazione Edoardo De Filippo, proseguirà con La donna immobile di Vincenzo Scarpetta, poi un incontro su Edoardo all'Università Federico II, primo di una serie di appuntamenti a lui dedicati, progetto di Giulio Baffi. Le iniziative al Trianon Viviani, direttore artistico Marisa Laurito, sono sostenute da fondi regionali e hanno il patrocinio di Rai Campania.